l'IGP Pomodoro di Pachino. Siamo col presidente Sebastiano Fortunato qui a Fruit Logistic. Ovviamente Pomodoro di Pachino, un brand, una qualità, tutto. Sì, è un'occasione per raccontare la nostra storia, una storia unica, un connubio con tradizione, un posto veramente unico che riesce a dare una qualità superiore grazie all'incrocio dei due mari, l'Ionio e il Mediterraneo, creando questo microclima. Noi ovviamente siamo qua per raccontare e aumentare il nostro export. Intanto è una storia di successo perché voi avete fatto diventare l'IGP un brand al punto che, come con la Nutella, si chiama Pachino e il pomodorino, quindi è un lavoro straordinario che avete fatto in questi anni. Quali sono stati secondo te i momenti, diciamo, di svolto? Grande merito ai nostri produttori, un connubio con la terra, con l'acqua, col sole che ha creato un prodotto che i punti chiave risalgono al 2002, quando abbiamo ottenuto il riconoscimento, fatto sì che noi riusciamo col consorzio a riportare il marchio ai legittimi proprietari, nonché i produttori che portano avanti da tradizione e da generazione un prodotto che si produce solo in quella località. Quanti sono le aziende? Tutto inizia con 9 aziende, oggi siamo più di 150. La quantità di più o meno chi monto pomodorino riceve il marchio IGP? Attualmente serre che producono sono oltre 400 ettari. 400 ettari produttivi per una quantità media annuale? Attualmente siamo sui 10 milioni di chili. Cioè non è la prima volta che siete presenti? No, il frutto logistico è un punto di incontro che facciamo da tanti anni. Noi rafforziamo i rapporti con i nostri clienti fidelizzati e soprattutto cerchiamo di aumentare l'export in una fiera internazionale. Pachino è certamente uno dei simboli della Sicilia. In quali paesi siete presenti? Siamo presenti con questo prodotto? Proprio questo mese con l'ufficio ICI, in collaborazione con l'ufficio ICI, ci sarà una missione dove abbiamo indicato 3 paesi, Germania, Francia e Regno Unito. L'ufficio è riuscito a contattare dai 12 ai 15 importatori che verranno proprio giorno 20 e 21 a Pachino per incontrare la produzione e creare questa sinergia. E ripeto, abbiamo inaugurato la prima giornata internazionale del pomodoro di Pachino. Questa è la nostra missione attuale e stiamo cercando di crearci spazi anche in Europa, sperando che la concorrenza sleale viene in un certo qual modo stoppata dai nostri governi e dal governo europeo. Il pomodorino si trova da McDonald's, Sì. È un accordo strategico, aiuta alla diffusione del marchio. Com'è nata, vuoi dirci più o meno come si è sviluppata questa? Risale a un anno fa, è un momento di grande crisi per il pomodoro di Pachino. Vogliamo ringraziare Fratelli d'Italia e in particolare il nostro ministro Francesco Lollobrigida che ha creato questo contatto con McDonald's e da ottobre abbiamo iniziato a fornire questo nostro pomodoro a questo importante gruppo. Fa volumi importanti o è soltanto simbolico? L'accordo è 250.000 kg. Capiamo bene che l'amministratore delegato di McDonald's ha dichiarato che servono 1.200.000 vassoi. Basta immaginare la lavagna all'ingresso dove tanti consumatori, anche se non acquistano l'insalata, perché l'uso del pomodoro è per fare 2 insalate, anche se non l'acquisto, il marchio è fortemente visibile e sicuramente creerà un trend e un aumento della domanda. Complimenti per l'attività svolta. Grazie. Sempre avanti. Grazie. Grazie.